eccoci di nuovo, ho trovato il pacco smarrito. Il bello della diretta, ragazzi, il bello della diretta. Che bello fare le live perché è tutto naturale, è tutto vero, non c'è niente di preparato, soprattutto nelle mie live. Nelle mie live è tutto improvvisato, al 100%, anzi ecco, al 100% tutto improvvisato, dicevo. Ok, mi sembrava che non c'era l'audio, invece l'audio c'è, funziona correttamente, e quindi possiamo andare avanti, visto che abbiamo trovato il pacchettino mancante. Quindi abbiamo già sballato il valzer del Moscerino, pacco numero 1 di Cristina D'Avena, qui, Cristina D'Avena, il valzer del Moscerino. Ok? E adesso, come già ho detto, questo è il pacco giusto da sballare, da aprire. Ok? Quindi adesso andiamo a vedere cosa contiene questo pacco. Allora, sempre apertura facilitata di Amazon. Stavolta ci siamo. Allora, questo pacco contiene diversi oggetti. Ok? Andiamo a prendere uno a caso, Ok. Il primo a caso l'ho preso. Lo poggio qui, va. Allora, ecco qui, questo è un doppio CD, il valzer del Moscerino Cartuno Remix. Ok? Allora, qui ci sono sempre brani, alcuni di Cristina D'Avena, altri no. Ok? In versione remix. Ok? Il valzer del Moscerino, 1000 scire, 2 cori nella pallavolo, ne leggo solo qualcuno perché tanto poi Beyblade, Occhi di gatto, insomma i Pokémon ovviamente, ce ne sono tanti, tutti all'arrembaggio, ce ne sono tanti, Dragon Ball GT, Mimì alla nazionale, no, Miu Amiche vincenti. Sì, comunque ce ne sono tanti brani su 2 CD, il valzer del Moscerino, qui c'è scritto presenta Cartuno Remix. Ok, quindi altro piccolo cofanetto di 2 CD, vedete qui c'è scritto 2 CD, il valzer del Moscerino Cartuno Remix. Andiamo a prendere un altro. Oh, sempre della serie 2 CD, il valzer del Moscerino presenta La Bella Fattoria. E qui sono sempre brani interpretati anche da Cristina D'Avena, sempre RT Music. C'è sempre come prima canzone ovviamente il valzer del Moscerino, c'è Topo Gigio, ce ne stanno tutte, Muppet Babies, Draghi e Draghetti, ce ne sono tantissimi, guarda, veramente, Gli Orsetti del Cuore, tanti brani anche qui, molto belli, e anche questi 2 CD vanno ad aggiungersi alla collezione, quindi poi ve li farò vedere tutti insieme, perché queste sono 3 edizioni del valzer del Moscerino. Andiamo a vedere cosa c'è ancora dentro questa scatola, perché non è finita qui e non finisce qui. Ok? Andiamo a vedere. Il valzer del Moscerino presenta le favole. Ok? E qui ci sono sempre 2 CD, 2 CD. Qui c'è sempre come prima canzone sempre il valzer del Moscerino, poi c'è Fantachirò, sempre una favola natalizia, andatevela a vedere Fantachirò perché è molto bello, sono tanti film uniti dalla storia comune di questa ragazza Alessandra Martinez Fantachirò, le sue avventure. Poi ci sono le fiabe di Fata Cri,
quella canzone che era inclusa quando lei ha fatto una sorta di raccontastorie, diciamo un facsimile dei raccontastorie. Lei aveva incluso questo brano che si chiama Le fiabe di Fata Cri, ok? E quindi qua il gatto con gli stivali, le fiabe più belle, in fondo al mar, ce ne sono tante tante, guarda, veramente, Cam Camin, Can Camin, e sono tutte quante belle ovviamente. Anche il valzer del moscerino, le favole. E andiamo a vedere, siamo arrivati all'ultimo pezzo contenuto in questa scatola, ed è Il mondo delle favole 2 CD, come dice qui sotto, 2 CD, Cartoon Music, Il mondo delle favole, 2 CD, e queste anche parecchie. C'è Pocahontas, c'è i tre porcellini, c'è Biancaneve, c'è Cenerentola, c'è il gatto con gli stivali, ce ne stanno tanti, Supercalifragilistichespiralidoso, ce ne sono tanti tanti, Alice nel Paese delle Meraviglie, Fantachiro, anche qui il Mago di Oz, quindi Simba, È nato un re, ce ne sono tante tante, veramente veramente. Bambino Pinocchio, vedete, Bambino Pinocchio, famosissimo brano, mi sembra che fu il primo brano, Bambino Pinocchio, cantato da Cristina D'Avena, che le ha regalato quel grande successo che l'ha portata. Io spero, veramente spero, che questo Natale ci allietino con l'uscita, almeno su CD, magari su vinile no, perché non c'ha significato, ma almeno su un supporto come un CD del grandissimo, bellissimo concerto che ha fatto all'Ariston di Sanremo Cristina D'Avena qualche giorno fa, ok? Perché Cristina D'Avena la settimana scorsa è riuscita a suonare con l'orchestra di Sanremo, con l'orchestra dell'Ariston, alcuni suoi brani. Sicuramente sarà stato un evento bellissimo. I biglietti erano praticamente, mi sembra che aveva fatto il sold out, se non sbaglio, sold out, e spero vivamente di avere una versione quantomeno CD di questo evento e della registrazione dei brani suonati con l'orchestra filarmonica di Sanremo, perché sarebbe molto molto bello avere un ricordo, così come spero, ma siccome è già passato un po' di tempo, di avere la registrazione del concerto che ha tenuto Cristina D'Avena a Lucca Comics and Games quest'anno, dedicato quasi interamente all'Incantevole Crimi, ok, ai brani che Crimi interpretava nel cartone animato, reinterpretati e risuonati da Cristina D'Avena, con dietro una bellissima orchestra, perché si trovano su YouTube i video e le registrazioni amatoriali di quel concerto, però ovviamente l'audio non è il massimo, mentre invece mi piacerebbe avere una registrazione di qualità un po' migliore su CD di tutto il concerto, perché avendolo visto su YouTube posso confermare che è stato un evento bellissimo, quello di Cristina D'Avena a Lucca Comics and Games. Come vedete, Cristina D'Avena non si ferma mai, continua sempre a fare concerti da tutte le parti d'Italia, va in giro e continua poi anche a produrre, diciamo, e a far uscire dei CD per far aumentare la collezione di noi appassionati. Ok? Va bene, detto questo, ho aggiunto un altri 10 minuti alla live di prima. Non so se mi conviene prendere le due live, unirle e fare un video unico, mo vediamo, a seconda se ci vuole anche tempo. Insomma, in questo periodo, come vi ho detto, abbiamo da fare lo sfogliamo insieme di tanto materiale, quindi il tempo è molto poco, e siccome per editare un video di mezz'ora, 40 minuti ci vuole tempo, bisogna vedere se c'è questo tempo. Poi io lavoro sempre con questo i5 del 2012 e ancora mi va bene, perché io
alla fine edito filmati tra 1 e 3 minuti, spesso faccio i filmati per TikTok diciamo da pubblicare lì, e quindi questo PC è più che sufficiente, anche perché per fare magari il rendering di un filmato da 3 minuti ma ce ne mette 6 o 8, non è tantissimo, a me va benissimo così, però quando si parla di filmati di mezz'ora, un'ora e ci mette anche 2 ore, lì comincia a essere pesante, quindi lì servirebbe un PC più performante. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare, dai. Ok, allora in chiusura di live vi invito a visitare i miei siti, vedete sta passando adesso sopra in alto, starwarsstore.it, il sito interamente dedicato alla galassia lontana lontana di Star Wars. Ok, poi c'è legolando.it, il sito dedicato interamente ai Lego. C'è da ricordare classe74.it, che è il sito diciamo generico dedicato agli acquisti su Amazon. Molto importante è renijstore.it, dove ci sono tutti gli articoli in vendita su Amazon che riguardano la musica, quindi lettori CD, CDJ, amplificatori, casse divise tra casse attive e casse passive, i giradischi divisi tra giradischi a cinghia e giradischi a trazione diretta, le console per DJ divise tra console stand-alone e console che richiedono il PC, quindi controller, ci sono i mobiletti stile anni 90 per i vostri sistemi di intrattenimento, c'è un po' di tutto. Un altro sito a cui sono molto legato, molto affezionato è ilmondodelvinile.it. Andate a visitare questi siti se vi va di supportare il canale e dovete fare un acquisto su Amazon, partite da questi siti e poi andate a comprare ciò che vi interessa. Ok? Grazie a tutti di nuovo, sono le ore 12.07 di questo 13 dicembre 2023, io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me, ringrazio tantissimo anche chi si collegherà in differita, vi faccio rivedere al volo, in chiusura proprio, i 4 CD del valzer del Moscerino che abbiamo aperto, ok? Quindi il primo è un singolo CD, che è questo è singolo CD, il valzer del Moscerino. Ok, poi c'è quest'altro, il valzer del Moscerino Cartuno Remix, poi c'è il valzer del Moscerino La Bella Fattoria, poi c'è il valzer del Moscerino Le Favole e non ultimo questo bellissimo doppio CD Il Mondo delle Favole, sempre alcuni, parecchi, quasi tutti i brani interpretati da Cristina D'Avena. Quindi adesso tutti questi altri CD si vanno ad aggiungere alla mia collezione 30 e poi, quanti ricordi, e già sono passati 11 anni, questo è 30 e poi parte prima, 11 anni sono passati, come vola il tempo, anche perché nel frattempo l'anno scorso di questo periodo Cristina D'Avena ha pubblicato il suo 40, il sogno continua. Detto questo vi saluto, non mi rimane che mandare la sigla. Grazie a tutti di essere stati con me anche questa volta e ci vediamo alla prossima live che come al solito io non so mai quando sarà. Grazie a tutti, buon pomeriggio, sono le 12.09 di questo 13 dicembre 2023. Ciao!